Coronavirus. Qui siamo ad Albettone, dove la provincia di Vicenza si affaccia su quella di Padova. Oltre a questo confine inizia Vo Euganeo, città fantasma blindata per il coronavirus. Tutto chiuso, sospese tutte le attività pubbliche, chiusi i negozi, divieto di spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune. Il paese ai piedi dei Colli Euganei è off limits, ma proprio su questa linea di frontiera è arrivato il sindaco del comune confinante, Gio Formaggio. Questo è il confine che divide il comune di Albettone da Vo Euganeo. È anche il confine che divide la provincia di Vicenza dalla provincia di Padova. Però è soltanto una linea immaginaria e siamo a 500 metri dal centro di Vo. Quindi capisco anche la preoccupazione dei miei cittadini, dell'area berica, perché Vo è considerato un comune vicinissimo, non ci sono differenze tra Vo e Albettone, c'è soltanto una linea immaginaria e quindi i miei cittadini vanno al mercato a Vo, i miei cittadini frequentano i bar a Vo e sentire che ci sono anche altri casi che sono appena stati accertati, insomma, ci preoccupa molto. E ringrazio le istituzioni che stanno prendendo tutte le precauzioni del caso, speriamo si risolva a breve questa cosa. Niente panico, però prestate la massima attenzione. Gio Formaggio si affaccia sul confine con Vo Euganeo. Anche qui però si respira un'aria irreale. Ad Albettone e a Campiglia dei Berici le messe sono state sospese. La paura dei contagi è forte e nell'epoca di internet queste storie finiscono dritte sui social. Lei è la blogger Giulia Mion, l'ultima abitante di Albettone. La sua casa è proprio a ridosso del confine tra i due paesi. Io sono la prima a reputarmi di Vo Euganeo perché comunque sia frequento quel paese e lo sento più mio rispetto ad Albettone. E siamo un po' preoccupati, devo dire la verità. Penso che però l'unica cosa che si possa fare è lasciare alle autorità che di dovere fare il loro compito e il loro lavoro. Però si è preoccupati, anche perché poi le persone si conoscono. Se è un paese piccolino ci si conosce tutti si frequentano con tutti, quindi siamo un po' preoccupati. A tutta la popolazione di Vo, che ha circa 4.000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il coronavirus, ma anche ad Albettone c'è chi vorrebbe sottoporsi al test perché la cautela non può essere una questione solo burocratica e fermarsi sulle linee di confine tra un paese e l'altro. Assolutamente sì, per scrupolo, anche perché la precauzione non è mai troppa, quindi penso di sì, penso che sarebbe cosa opportuna.